Favaro non è solamente accoltellamenti e spaccio, Favaro è volontariato, è gente onorabile che lavora e si dà da fare, Favaro è questo, sport, partecipazione, aiuto alla disabilità e quant'altro, sono cose ottime, piacevoli, onorevoli che devono ritornare a far parte di quel racconto mediatico che al momento non c'è. Insomma, Favaro Veneto non è il Bronx e la task force avviata per mettere in piedi i centri estivi lo dimostra. Da un lato gli spazi verdi del San Marco Rugby di Venezia Mestre, dall'altro le associazioni ANFAS e ASDIVE che si occupano di sostegno alle persone con disabilità. Una collaborazione all'insegna della solidarietà in uno dei luoghi più belli della terraferma. Solidarietà forse tra le armi migliori anche contro la microcriminalità e il disagio. Questo progetto è partito ovviamente da buone intenzioni e valori di fondo ottimi, ma anche, almeno parlo per me, da un pizzico di sdegno per quanto riguarda un certo tipo di racconto che purtroppo il circuito mediatico locale, sia provinciale che regionale tutto, pone su Favaro Veneto, municipalità, in base a degli avvenimenti purtroppo criminali, criminogeni che si sono svolti negli ultimi tempi, però la cosa va avanti da diversi anni.